Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Spa ragazzi, Gran Premio del Belgio, pioggia battente, sesto posto del Comendone con la Ferrari. Allora ragazzi, il Comendone si è andato dalla McLaren per problemi con gli ingegneri e con il direttore, e è arrivata l'offerta della Ferrari, sinceramente non ha potuto rifiutare. Per la McLaren non durò colpo, era seconda nel mondiale piloti, ma il Comendone ha deciso di andare alla Ferrari per cercare di vincere con la macchina e con la scuderia italiana, ragazzi. Cioè pilota italiano, scuderia italiana, questo è l'obiettivo, vincere tutto e portare in alto la bandiera italiana. Poi il Boriscio comunque di Alfonso, quindi si sente gasato dall'arrivo del Comendone, noi siamo secondi in campionato. Allora ragazzi, volevo spiegare una cosa: nella gara di Budapest mi sono ritirato perché, allora, visto che purtroppo non posso simulare un mondiale di Formula 1 reale, nel senso purtroppo non ho le capacità per giocare a livello perfetto, senza un incidente, senza un tamponamento, senza un... insomma, purtroppo sono umano e quindi gioco come posso, e chiaramente ogni tanto c'è qualche sportellata comendiana. Allora però lo voglio simulare dal punto di vista dei ritiri, nel senso, un incidente così nella realtà era sicuro un ritiro, comunque sicuramente era impossibile andare a punti. Allora quindi per questo, visto che comunque se no, cioè, è impossibile non avere mai un ritiro durante una carriera, voglio fare così, insomma. Se faccio degli errori incredibili, macroscopici, vai di ritiro comendiano e cazzi miei, così da rendere tutto più reale e più avvincente. Quindi questo è il mio pensiero. Chiaramente mi piacerebbe fare gare del 100%, ma non posso, perché comunque non posso caricare un video di 1 ora e 40, a me piacerebbe tanto, ma diventa un po' impossibile dal punto di vista logistico e di tempi. Quindi raga, qua a Spa però voglio un riscatto pesante, perché voglio tentare di vincere subito il mondiale con la Ferrari, ne voglio vincere il più possibili, e niente, andiamo. Ragazzi, un'ultima cosa: non ho più fatto Ultimate Team perché mi sta girando i coglioni. Dovevo andare in divisione 2, ero in divisione 3, ma il computer mi ha riportato in divisione 5. E dico il computer perché? Perché ragazzi non è possibile vincere le partite 1-0 fino all'80esimo e poi prendere il 2-1 o 3-2 da 2-0 sempre di testa. È un po' frustrante. Allora aspetto le nuove console per ripartire, ecco, tutto qua ragazzi, perché devo fare la road to Andriy Shevchenko Legend, quindi sicuramente ci sarà Ultimate Team. Vai ragazzi, debutto con la Ferrari, tensione altissima in questo diluvio. Vai ragazzi, parte il Gran Premio di Spa. Prima gara in Ferrari per il Comendone, macchina italiana, pilota italiano. Vai sotto il diluvio, bravi, dai, terzo posto. La gara inizierà sul bagnato, non saremo costretti a usare entrambe le mescole da asciutto. Vai come devi volare adesso. Devi volare come. Vettel è quarto. Vai come, c'è che riprende subito la posizione. Dentro le battaglie tra Rosberg e Alfonso. Sotto il diluvio. Gran sorpasso. Gran sorpasso raga. Sarebbe bello fare una doppietta la prima gara con la Ferrari, ma stiamo calmi, stiamo buoni e stiamo zitti. C'è un diluvio insopportabile. Io ho fatto un setup da pioggia, infatti ho fatto una buona qualifica perché comunque ero molto lento. Mamma mia che diluvio, mamma che diluvio. Sarà durissima vincere, però possiamo fare come il Canada ragazzi. Concentration please, concentration. No. Mamma che pioggia. Manca solo la neve e siamo a posto ragazzi. Mamma mia, tormentone di pioggia. Bufera fioi. Alonso è vicinissimo, Rosberg terzo. Carburante normale. Rosberg supera Alfonsino. Bagarre dietro va bene. Quando c'è bagarre dietro io godo. Ecco.
Bruttissimo errore comendiano, ma d'altronde c'è un diluvio indescrivibile. Primo giro completato in questo inferno bagnato. Nessun ritiro. Mamma mia che gara, mappa mia, però c'era un po' esserci un diluvio del genere, cazzo. Vai, come devi spingere a cannone, cioè non c'è verso. Dobbiamo portare a casa la vittoria, o comunque un gran risultato. Bravo, Kume. Vogliamo... Scusate ragazzi, un po' di maligola. Vogliamo il dominio kumendiano. Ok. Rosbiff è là però. Meno male che Vettel non deve superare Alonso, mi raccomando. Concentration please, concentration. Se vogliamo vincere non possiamo permetterci nessun tipo di errore. Cazzo, vincere la prima gara in Ferrari penso non si sia mai riuscito a nessuno. Quantomeno negli anni recenti no, in passato non lo so, sembra una cosa da pippe obese proprio. Vai come, un altro giro, dai. È prevista pioggia battente al 100% della gara, quindi fino alla fine è così ragazzi, fino alla fine. Dai Kume. Mamma mia, c'è veramente un groviglio di macchine. Però non stiamo rischiando il sorpasso per il momento. Come che avviene. Giro record di Webber. Giro record di Marchetto Webber. Dai, mini fuga kumendiana, mini fuga kumendiana. Sarebbe bello portare a casa la quinta vittoria stagionale. Stiamo dimostrando comunque di essere da mondiale. E siamo con la Ferrari, macchina superiore alla McLaren. Vettel è secondo, non ci credo. Dio santo no. Ma Dio santo no. 2 posizioni guadagnate dal tedescone di merda. Sì, ma non è possibile. Ma dormono dietro però. Che lotta con Seba, che lotta con Seba. Oh, Vettel è subito. Sì, ma non è buggato Vettel, cioè non è possibile. Ha superato le 2 macchine e è già pronto a superare anche il comandone. Va bene. Va bene Vettel, hai ragione te, merdoso bibitaro di merda. Che bello offendere Vettel. Vettel è veramente vicino, Meno male che non c'è il DRS, che piove. Dai ragazzi, risuperate Seba. Sta culo mi sta sul cazzo, ufficiale. Occhio a Vettel. Non posso più cambiare direzione. Ok, dai fioi, dai, superatelo. Ocio. Devo usare tutto il cash per forza. Vettel è vicinissimo. Mamma mia, che tensione ragazzi, che tensione. Adesso sì, la tensione è incredibile.
Non posso permettermi errori, ragazzi. Vettel mi mette una pressione addosso. Se c'è dietro Rosberg e gli altri no, ma Vettel di merda, sì. E Rosberg supera Vettel nella bagarre. Bene, bene, bene. Vettel è terzo. Adesso possiamo respirare un attimo, ragazzi. Ecco, appena detto, mamma mia, Colin McCree fioi. Modalità Colin McCree inserita. Spero di non avere problemi con le gomme perché non posso cambiarle, chiaramente, Rosberg è vicinissimo anche Rosbiff. Grande controsorpasso. Mamma mia. Grande come. Ma adesso si soffre, ragazzi. Adesso si soffre. Alonso è imbottigliato. Sta prendendo molte posizioni Alfonsino. Altro giro completato. Vai Cube, vola con tanto fiato in gola. Mio nonno si innamora, vaffanculen. Dai che vogliamo la vittoria, cazzo la quinta dopo Melbourne, Sepang, Montreal, Nürburgring. Intanto Vettel tenta di superare Rosbiff. Eccolo là. Maledetto Bibitaro. Oh, Ciucume bravo. Noi non stiamo guidando male sotto questo diluvio. Abbiamo anche una Ferrari adesso. Non ci sono più scuse, dobbiamo tentare già quest'anno di vincere il titolo irridato. Le possibilità ci sono, come. Come no, mamma mia. Occhio che è tornato Vettel secondo, purtroppo. Adesso devo tenere una direzione, non cambiarla, se no. Ok, come, bravo. E Rosbiff risupera Vettel, mamma mia che gara. Dopo l'errore di Budapest ho una tensione altissima. Pensiamo che la vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungere. Che bella notizia. Le gomme non sono messe in maniera incredibile, Tanti vanno ai box. Un ritiro intanto. Primo ritiro. Primo ritiro, ragazzi. Adesso la tensione è a livelli elevatissimi. Delle macchine sono andate ai box. Un altro ritiro, 20. Due ritiri nello spazio di 40 secondi. Sarebbe ottimo una safety car adesso, Per le gomme soprattutto. Ma non arriva, non c'è niente da fare. Mamma mia che rischio, mamma che rischio. Comunque delle macchine sono andate ai box, adesso vediamo. Rosbiff è vicinissimo. Rosbiff essere vicinissimo.
Bagar dietro, bagar dietro. Noi avevamo mantenuto sempre quella traiettoria. C'è Vettel adesso. Bravo Come. Mamma mia, non c'è più nessuno dietro l'ultima macchina di questo trenino, eh. Mancano pochi giri, però le gomme come sono messe, insomma. Mamma che tensione, fioi. Vogliamo questa quinta vittoria. Tanto c'è Vettel al secondo posto. C'è Herbie Vitaro. Dai Alonso, superami Vettel. E prendiamoci la prima doppietta. Attenzione Vettel, io rimango in questa posizione. Non cappellare, porca puttana. Che erroraccio, che erroraccio. Come riprenditi la posizione, come riprenditela. Mamma mia, ricontro sorpasso veneziano, grande Cube. Siamo 2 posizioni più avanti del previsto. No, no, Dio Madonna, no, 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 no. Cazzo. Ho perso la posizione sul bibitaro, non ci credo. L'ho persa sul bibitaro. Proprio su Vettel. Non ci voglio credere. Adesso devo tirare come un maledetto. Calma. Possiamo ancora recuperare. Crediamoci però. Ma porca puttana. Vai Come, tirala, tirala, tirala. Questo corre già di più, è incredibile, è incredibile, è incredibile, è incredibile. Dai Come. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia Dai Come Vettel, mamma mia che recupero. cercato di raggiungerti. Dai, dai. Frena, Bockstarda, frena. Bravo Come. Contro sorpasso. Contro sorpasso. Che cuore come indiano. Giro record di Raikkonen. Con le gomme finite, ho fatto sorpasso, se devo stare calmo però. Rosberg supera Vettel. Che casino. Prima volevo mettere pausa perché mi è venuto un attacco di dire no cazzo, non accetto il sorpasso, ma devo rimanere tranquillo ragazzi. Questa è la Formula 1. Le tentazioni ci sono sempre, ma dobbiamo stare calmi. Dai Come. Cosa ho fatto? Fai il contro sorpasso. Di solito mi scappano sempre via, stavolta con il cuore ce l'ho fatta. Però mancano ancora tanti giri. Dai comandissimo, dai comandissimo. Due macchine ritirate. Alonso terzo, intanto ha superato Vettel. Non ci credo Rosbiff. Non ci credo Rosbiff. E anche Rosbiff mi supera. Contro sorpasso ancora. Sbandata come indiana con la pioggia. Altro giro. Non ce la fa più però. Non ce la fa più. Le gomme sono proprio al limite, eh. Mamma mia che prima gara in Ferrari. Mamma che prima gara in Ferrari. Una gara devastante.
Dai Alonso, Alonso supera Rosby, forse, bravo Alfonso. Quanti sorpassi in questa gara, fioi. Che gara ragazzi, che gara. Giro record di Nicolino Hülkenberg. L'anteriore sinistra è andata, l'anteriore 18 ragazzi, 2 ritiri in un secondo. E non arriva la safety car, ma perché? Ecco, questo è l'unico problema della versione Mario Console. Su PC con la mod la safety car esce molto più spesso. Quanti ritiri ragazzi però. Forse anche perché ci sono comunque 20%, 25%. Io su PC gioco solo 100%. Sarà anche per quello. Ma adesso basta con queste cagate e concentriamoci sulla gara. Le gomme non ci sono più ragazzi. È impresa disperata adesso, Devo fare ancora 2 giri così. E c'è anche la pioggia oltretutto. Scusate ragazzi, eccoci qua ragazzi. Scusate, spero di non perdere la concentrazione, ma qua certe chiamate non posso proprio non rispondere. Dai fioi, dai. C'è laps ragazzi, mancano 2 giri e le gomme non ci sono. Che bello, che belle notizie. Sarebbe bello, vado a una fetta il quarto. Sarebbe un godimento lento. Na 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 na. Fammi godere. La 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 la. Non ci sono più le gomme. Pa pa ra pa 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 pa. Voglio la vittoria. Dai, piccolo vantaggio comendiano. 2 giri proprio devastanti adesso bisogna. Devastanti in senso buono però chiaramente La come. vettura che ti segue è a circa 1 secondo di distanza. No gomme, no parti ragazzi. Adesso devo stare buono e tranquillo, perché l'ultimo giro sarà una tensione infinita. Eccolo qua Rosbiff. Ragazzi scusate ma adesso la concentrazione è massimale veramente, cioè non posso fallire questa gara. È dal primo giro che sono primo. Ultimo giro. Vettel supera Alonso. Manca un giro. Non ho veramente più le gomme. No, ho sbagliato. Quando faccio ste cagate mi gira il cazzo, vai. Vai come. Mamma mia che lento che vado. Vettel è terzo ragazzi, Seba è terzo, supera Alfonsino. Calma, 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 relax, 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 relax. No, no, adesso dai merito la vittoria, però cazzo no. Cazzo no.
Mamma che casino dietro. Dai che c'è bagare, approfittiamone. Approfittiamone, ti prego Cube, ti prego, regalamela sta vittoria. Le gomme sono veramente andate. Domenicali ai box, che una tensione infinita. Tori è vestita tutta di rosso, ragazzi. Anche con le mutandine rosse tipo Capodanno. Rosbif, ti prego Cube, no adesso devo fare di tutto per tenere la posizione, non mi interessa niente. Dai Cube, cazzo. C'è Rosbif. Quinta vittoria! Un saluto dal commendatore veneziano! Quinta vittoria! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.